Andrew Bullo, ex presidente del Consiglio Comunale, ricorda le battaglie fatte per rimediare alle condizioni disastrose della viabilità sulla strada statale 309 Romea. Il fatto che oggi non ricopra alcun titolo politico nell'amministrazione cittadina non gli consente di portare nelle opportune sedi le proposte che ritiene indispensabili, ma ha deciso di esternarle comunque come semplice cittadino. Come ricorda Bullo, siamo tutti ormai coscienti che la strada in questione non è sufficiente per la mole di traffico che vi circola e qualsiasi intervento per una miglioria vede tempi lunghissimi di realizzazione. Bullo trae spunto da quanto è stato attuato in passato per la tangenziale ovest di Mestre, mentre veniva realizzato il passante. Venne adottato un sistema di pannelli di informazione e controllo dell'utenza monitorando il traffico. Ciò darebbe a chi percorre la Romea un'informazione puntuale istituzionale. Come afferma l'ex presidente del Consiglio, Ministero, ANAS e Regione Veneto dovrebbero quindi nell'immediato provvedere a garantire un minimo di sicurezza in attesa che la situazione venga definitivamente risolta e hanno tutte le possibilità di farlo in tempi brevissimi. CAV, Concessioni Autostradali Venete, dovrebbe prendersi carico di attuare e gestire un sistema di sicurezza anche in questa strada, come già fa nelle tratte di competenza, ciò in quanto, essendo partecipata da ANAS al 50% e dalla Regione Veneto per l'altro 50%, deve riversare nel territorio regionale parte dei proventi. Non si tratta quindi di trovare finanziamenti per la messa in sicurezza della strada, ma solo di affidare questo incarico a chi di competenza. Sono cose già dette, afferma Andrew Bullo, ma ogni incidente ci impone di ricordarle.